Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Siamo collegati dai nostri studi della Tenda TV di Vittorio Veneto per un nuovo appuntamento con Penna Nera, la trasmissione che vi racconta le iniziative e l'attività della sezione ANA di Vittorio Veneto. Vi raccontiamo le gesta degli alpini vittoriesi e lo facciamo quest'oggi con un parterre molto nutrito, un parterre d'eccezione. Quindi io do subito il benvenuto a Francesco Introvigne, che ormai è un habitué dei nostri studi. Benvenuto. Grazie, buonasera a voi. E poi abbiamo il piacere di avere qui Mirko Denoni, segretario del gruppo Alpini di Lago. Buonasera, grazie. E poi abbiamo deciso di avere qui in studio per la prima volta, credo, quasi, il buon Maurizio Casetta. Come possiamo definirti, a parte i ruoli istituzionali, è il supervisore di questa trasmissione, colui che decide un po' le tematiche e tutto il resto. Oggi hai un posto nelle poltroncine, giusto? Giusto, buonasera a tutti. Eccoci qui. Allora, partiamo subito perché abbiamo tanta carne al fuoco e partiamo subito con Francesco Introvigne. Come al solito andiamo a ripercorrere un po' quelli che sono state le ultime vicende degli alpini vittoriesi e riprendiamo la nostra narrazione, riprendiamo il nostro racconto a partire dall'assemblea sezionale che si è tenuta in quel di Revinellago all'inizio di marzo, giusto? Se non vado errato. Sì, certo. Allora, raccontiamo un po' questo importante momento dell'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Vittorio Veneto. Beh, è un momento fondamentale, istituzionale. Dobbiamo rispettare le regole che ci siamo dati, lo statuto e il regolamento sezionale, quindi l'assemblea annuale dei delegati è il momento più importante, è quello anche che ha il maggior potere decisionale, tra l'altro. Quindi vengono presentate le varie relazioni, morale, associativa, finanziaria, di conseguenza anche sottoposto a dibattito e approvazione, che peraltro hanno riscosso anche tutte unanimità. Poi naturalmente anche a margine di questo ci sono altre iniziative come per nostra tradizione 2 significativi premi annuali che attribuiamo all'alpino dell'anno e all'amico aggregato dell'anno. Questo precede i lavori assembleari, quindi anche quest'anno abbiamo seguito questo palinsesto. Ecco, stiamo vedendo nelle immagini, ecco, abbiamo visto il momento dell'alzabandiera all'esterno delle scuole appunto di Revine, l'ingresso, adesso vedremo appunto le immagini dell'assemblea della quale faceva riferimento pochi istanti fa appunto il presidente Francesco Introvigne, e appunto ci diceva Introvigne che ormai siamo così, gli alpini ci hanno abituato a dare questo riconoscimento sia all'alpino dell'anno sia all'amico degli alpini. Quindi ricordiamo un attimo, Introvigne, perché avete deciso di istituire questo premio, questo riconoscimento che ha un valore più che altro simbolico, ricordiamolo. Beh, sì, simbolico, ma anche non solo, ma per la verità è un passaggio anche fondamentale che dà significato alla nostra vita associativa, individuando tra i tanti alpini che compongono la sezione una figura che per certi versi si è contraddistinta, che ha magari posto in essere o comportamenti o azioni tali da essere meritevoli di considerazione, di valorizzazione e quindi anche di assegnazione di questo premio, appunto, che è ormai ricorrente. Questo tanto quanto appunto per l'alpino quanto per l'amico o l'aggregato, sapendo che ci sono appunto 2 ruoli nettamente distinti fra le 3 categorie in cui è ripartita la nostra associazione.
Ecco, andiamo quindi a vedere, non vi svegliamo ancora i nomi, andiamo a vedere le interviste e il momento proprio della proclamazione sia dell'Alpino dell'anno 2023, perché ovviamente il premio fa riferimento all'anno precedente, sia al riconoscimento Amico degli Alpini anno 2023. Il premio Alpino dell'anno 2023 a Piero Peruzza. Piero Peruzza ha ricevuto il premio Alpino dell'anno 2023. Una grande emozione, e che cosa vuol dire aver ricevuto questo premio? Beh, è stato molto emozionante, non me l'aspettavo proprio. Io ho cercato di fare il mio meglio, anche specialmente nella colletta alimentare, di coordinare, però ho trovato nei collaboratori valide persone. Ricordiamo qual è l'attività della colletta alimentare. Una volta all'anno si fa la colletta nel nostro territorio del mandamento di Vittorio Veneto in 11 supermercati. Per questa colletta operano oltre 200 volontari coordinati da 11 capi equip e poi con la protezione civile che fa tutto il lavoro di trasporto materiali alla sede presso proprio la protezione civile a Vittorio Veneto. Quindi un lavoro che si fonda sulla solidarietà e sull'aiuto verso gli altri. Sì, è solo solidarietà. Noi cerchiamo di raccogliere il più possibile, poi il tutto va portato alla sede del Banco Alimentare che è a Pasian di Prato, e da qui ogni 4-5 volte al mese un furgone della Caritas porta nel territorio degli alimenti che serviranno per essere distribuiti a chi ne ha bisogno. Ecco, premio Alpino dell'anno, qual è il grazie che si sente di dire all'intera sezione di Vittorio Veneto? Beh, grazie di tutto, perché mi hanno dato questo premio che per me è un gran onore, che io mi metto a disposizione, sì, però ho anche ricevuto tanto. E adesso per il futuro si continua a dare una mano? Beh, senz'altro, ho ancora un anno come capogruppo del gruppo Città, poi spero di trovare un sostituto, ma io sarò sempre al suo fianco in caso di bisogno. Amico dell'anno 2023, Alfonso Manfredi dell'Unità. Alfonso Manfredi ha appena ricevuto il premio Amico degli Alpini, Amico dell'anno 2023. Quali emozioni ha provato questa mattina? È stata soprattutto una sorpresa, non me l'aspettavo affatto. Ringrazio il Presidente e tutti gli alpini, ma soprattutto i volontari della Protezione Civile, i quali mi hanno permesso di ricevere questo premio. Che cosa vuol dire essere un amico degli alpini? Vuol dire aumentare l'impegno associativo, soprattutto nel volontariato della Protezione Civile, quindi dare il massimo per continuare ad andare avanti. Ricordiamo in che cosa consiste l'impegno con la Protezione Civile ANA. Consiste di essere abbastanza disponibili, eventualmente, sperando che non succeda mai, un intervento per catastrofi, alluvioni che possono essere presenti nel territorio, e collaborare con tutti i volontari della Protezione Civile per dargli la massima disponibilità per le attività che dovranno svolgere. Pietro Peruzza, Alpino dell'anno, Alfonso Manfredi, amico degli alpini, li abbiamo visto anche in Trovigne la sorpresa, no? Nel momento della proclamazione. Sì, per noi è importante e ci adoperiamo non poco perché ci sia l'effetto sorpresa, perché è una bella cosa che crea emozioni e suspense, e credo di esserci riusciti anche quest'anno. Piero Peruzza, come abbiamo visto, è il capogruppo del gruppo Città, ma il premio sezionale si riferisce anche e soprattutto per l'attività rivolta alla sezione, non tanto in questo caso al gruppo. Quindi per quanto si è adoperato per tanti anni nel organizzare la raccolta alimentare di novembre, coordinandola, che ha dato ottimi risultati,
dando ospitalità in gruppo anche alle nostre iniziative, tipo quella di agosto di carattere ludico, ecco, sportivo con come dire, con la gara il tiro a segno, ma non solo, ma anche presso il monumento alle penne nere che si trova di là poi a Sant'Andrea, e quindi tutta una serie di cose per le quali insomma credo che abbiamo azzeccato anche quest'anno l'assegnazione del premio. Passando poi a Alfonso Manfredi, appartiene, come abbiamo visto anche dalla divisa che indossa, alla Protezione Civile Sezionale, è il segretario, si adopera molto e con molto impegno allo svolgimento di tutte le pratiche amministrative, che ne sono poche, e quindi ecco, anche questo credo che sia stato proprio incentrato sulla qualità delle attività che lo stesso associato appunto porta avanti nel tempo. Certamente, certamente. Allora con queste due interviste che abbiamo appena sentito chiudiamo il capitolo riguardante l'assemblea sezionale appunto degli alpini che ha avuto luogo all'inizio del mese di marzo, ma arriviamo a grandi passi a tempi più recenti, perché qualche giorno fa la nostra emittente vi ha trasmesso 1 o 2 giorni, devo dire, iniziata il sabato sera e poi proseguita la domenica mattina, dell'adunata sezionale degli alpini di Vittorio Veneto che si è tenuta quest'anno a Lago, e ad organizzarla sono stati proprio gli alpini di Lago. Allora, siccome noi abbiamo la fortuna e il piacere di avere qui Mirko Denoni, appunto del gruppo di Lago, prima di parlare dell'adunata e prima di chiedere anche a lui se insomma è soddisfatto di questo weekend alpino che ha così coinvolto col tricolore un po' tutto il paese, io a Mirko vorrei chiedere di raccontarci un po' la storia del gruppo alpini di Lago, con qualche data e con qualche aneddoto magari. Mirko. Eccoci, allora il gruppo Alpini di Lago è un gruppo che nasce nel 59 tramite un gruppo di alpini di Lago assieme a Gino Fava in testa a questi uomini. In quegli anni c'era il dottor Giulio Salvadoretti come presidente sezionale, un gruppo che man mano negli anni è cresciuto e si è trovato a riuscire a costruirsi la sede negli anni 90. Nel frattempo, tra la sede e il nascere di questo gruppo, hanno costruito e donato alla montagna nell'81 un monumento assieme con la collaborazione dello scultore Bagliana, Carlo Bagliana. Questo gruppo è un gruppo che lavora all'interno del territorio comunale da sempre e cerca comunque di coinvolgere il paese. Negli anni, su Alla Posa, dove è stato costruito questo monumento, il gruppo era abituato a fare annualmente, la prima settimana di luglio, la festa. Montavano il capannone, avevamo il capannone nostro con le tavole e tutto quanto, e c'erano proprio questi uomini, la maggior parte erano nell'edilizia e portavano su con i camion i materiali e si faceva questa gran festa che attraeva gente fin da Oderzo, cioè la gente ogni anno sapeva che c'era questa festa e arrivava, era bellissimo. Io l'ultima che ho visto ero a Militare e sono arrivato su con i miei fra e tra l'altro ho mangiato nel prato perché mangiare ce n'era ma non c'era più posto, cioè era pieno, era sempre pieno. Quindi un successone, diciamo. Sì, era un successone. Poi purtroppo per varie vicissitudini non si poteva più farla perché norme, regolamenti non ci hanno più lasciato, insomma. Però noi ogni anno, la prima settimana, la prima domenica di luglio, un gruppo di noi sale e va su nel nostro monumento, fa l'alza bandiera, fa un breve discorso e dopodiché si fa merenda tutti assieme e poi si riscende a valle, insomma si torna giù in paese. Questo è per mantenere comunque la storia, la tradizione, che noi ci teniamo a questo. Cosa dire? Il gruppo è stato coinvolto negli ultimi anni nella durata nazionale a Treviso, dove sono stati coinvolti comunque tutti i gruppi e hanno avuto anche il loro incarico.
E Enel Triveneto e Vittorio Veneto invece hanno avuto un incarico emozionante perché si sono trovati a collaborare con un altro gruppo che era il gruppo di Tarzo e erano i responsabili degli alzabandiere e degli ammaina bandiera, che non è una cosa da poco perché vedere i 4 bandieroni in Piazza del Popolo salire assieme, arrivare su, è fantastico, cioè è emozionante. Questo è quello che... Quindi avevate un ruolo di responsabilità anche, insomma. Un ruolo di responsabilità, un ruolo come tutti gli altri ruoli di responsabilità. Certo che comunque era un ruolo che si vedeva l'errore in questo caso, se si sbagliava qualcosa. E niente, questo è il gruppo. Allora, il gruppo che si cerca di tenere più unito possibile. Mentre Mirko stava parlando, io stavo proponendo queste foto che sono foto storiche, diciamo, ecco, del vostro gruppo, foto Sì. che ci avete passato, abbiamo visto una dunata esatto del 79, sono degli scatti veramente ricchi di significato, ricchi di volti Io anche. Paolo. Ecco, ricchi di volti ricorrenti del vostro gruppo, Sì. e quindi è bene, mentre appunto noi facciamo questa chiacchierata, andare a così ripercorrere la storia. Ecco, li stiamo vedendo proprio in questi scatti e vedo che tu ti emozioni Sì, quasi. sì, perché qui vedo l'inaugurazione della sede, vedo il capogruppo che questa sera purtroppo non è potuto venire, Carpenier Raffaele, che la sede praticamente l'ha plasmata, c'è stato lui, era lui lì, quando l'hanno fatta su, l'ha seguita, l'ha finita. E, qui, queste foto qua sono dei fondatori, i diplomati fondatori, ma sono i ricordi più belli che abbiamo. Per dire, la dunata del 18 maggio del 1969, io c'ero, ma ero in fasce, perché praticamente sono l'ultimo del gruppo di Lago, il più piccolo. Ecco, qui invece abbiamo degli scatti un po' più recenti che fanno riferimento esatto, a delle cerimonie un po' più recenti, e poi Sì. andremo invece a vedere e a proporvi le immagini della adunata sezionale di pochi giorni fa. Adunata sezionale che si è aperta nella serata del sabato con un concerto nella chiesa parrocchiale, quindi io, il massimo esperto di cori e dei concerti è il caro Maurizio Casetta, darei subito la parola a Maurizio. Allora, raccontaci un po', il coro Col di Lana ha deciso di appunto festeggiare un importante anniversario in occasione della adunata sezionale degli Alpini. Sì, buonasera a tutti di nuovo. Sì, il coro Col di Lana quest'anno compie 50 anni, però volevo fare un piccolo passo indietro. Ormai da 3 anni la sezione ed il centro studi di cui io faccio parte organizza praticamente la serata culturale del sabato sera. Abbiamo iniziato a Cappella Maggiore 2 anni fa. Lo scorso anno, non era una serata ma era una mattinata, e Federico se la ricorda molto bene, l'alba delle voci dal fronte, e quest'anno abbiamo fatto una cosa in collaborazione con il coro Col di Lana, il coro Ana Col di Lana, che appunto quest'anno compie i 50 anni e ci ha chiesto se poteva iniziare il suo trittico di festeggiamenti con la dunata sezionale. Ovviamente abbiamo detto di sì, e loro hanno invitato, di loro spunto e di loro iniziativa, hanno invitato un altro gran bel coro, che è il coro Ana La Preara della sezione di Verona. Non per vantarmi né per vantarci, ma sabato sera abbiamo ascoltati, e senza ombra di dubbio, 2 cori che nel panorama musicale nazionale, coralità, stiamo parlando di coralità alpina, sicuramente sono i vertici. Quindi è stata una serata molto emozionante, è stata una serata piena di canzoni alpine, di canzoni popolari, ma sempre legate comunque alla montagna, per cui è stata veramente una bella serata e un bel inizio della 93esima adunata sezionale degli Alpini. Un bell'inizio della dunata, io giro appunto la domanda a Introvigne, l'ho vista particolarmente emozionata sabato sera.
Emozionato, beh sì, ma un insieme di sentimenti, ecco, l'emozione certo, il piacere del bel canto, dei valori che ha espresso, come abbiamo detto Maurizio, il fatto che si inserisca proprio anche in un contesto accogliente, in questo caso la Chiesa di Lago, e quindi diciamo tutto bene e tutto bello perché le finalità che ci proponiamo sono alla fine poi il risultato anche di tanto lavoro e che ci appaga, ecco, e ci gratifica, quindi bene, bello e compiaciuto. Ecco, quindi ovviamente i complimenti li giriamo ai cori che si sono esibiti, ovviamente li abbiamo ascoltati con piacere e anche i nostri telespettatori hanno potuto ascoltare appunto le note dei due cori fondersi insieme anche nel corso dell'ultimo brano che hanno fatto appunto. È stato un sforzo farli cantare. È stato un... Perché non volevano assolutamente fare un bis perché non sapevano cosa cantare in quel contesto assieme. Però li abbiamo praticamente tirati per la giacca fin quando non hanno potuto dire di no. Ecco, sì, infatti, ecco, queste sono le immagini dei due cori che si sono fusi insieme appunto per questo ultimo canto che appunto è andato un po' a suggellare una serata ricca di emozioni. Intro Vigne, torno da lei, il giorno successivo una sfilata, le allocuzioni, tanti momenti significativi e credo anche tante emozioni anche in questo caso. Sì, molte, l'abbiamo fatta questa dunata per noi la 93esima all'insegna del motto che abbiamo poi portato in sfilata in uno striscione che poi riproporremo anche a Vicenza, donne e uomini di pace, sogno che è realtà, perché il tema della pace è il tema centrale della Dunata Nazionale di Vicenza, dove andremo la settimana prossima alla fine, ed è proprio in contrapposizione a un brutto e triste tema che ancora così ci perseguita, che è il tema della guerra. Quindi noi proponiamo la pace come volontà di tutto il mondo dell'ossertivo degli alpini, come necessità proprio da perseguire, da costruire, da ricercare giorno per giorno, da difendere quando è necessario, ecco, proprio perché ne abbiamo tanto bisogno. Quindi una dunata all'insegna appunto della pace, di ritrovarsi tutti insieme, del riproporre anche la presenza di tutte le componenti sezionali, anche se non abbiamo più i grandi numeri di un tempo, però c'eravamo in ogni caso tutti, a cominciare appunto dai gruppi, dai 19 gruppi, dai capigruppo, dagli alpini, dalle salmerie, dai cori, dal gruppo sportivi, dalla protezione civile e così via. Poi abbiamo avuto anche graditi ospiti le presidenze di 5 altre sezioni con i loro vessilli, quindi intendo Conegliano, Treviso, Valdobbiadene per il nostro mini raggruppamento, ma anche Belluno e felice sorpresa la sezione di Cuneo. Ecco, c'è stato questo consigliere sezionale di Cuneo venuto apposta per il nostro incontro ed ha partecipato, ecco, al nostro evento con simpatia e con piacere. Abbiamo visto anche tanti sindaci, il sindaco Massimo Magagnin. Sì, ecco, allora credo sia caso proprio di ringraziare il sindaco Massimo Magagnin perché è stato uno degli artefici di questa nostra dunata. L'ha, come dire, chiesta a suo tempo, l'ha sostenuta, l'ha aiutata, l'ha come dire, anche proprio caldeggiata, e insieme chiaramente al gruppo di Lago, e qua oltre a Mirko Denoni che è presente, un pensiero di gratitudine lo rivolgo anche a Raffaele Carpenè, capogruppo, che come si è visto dalle immagini è sulla breccia ormai da tantissimi anni, visto che è il costruttore della sede, parliamo di 65 anni fa.
ma poi anche il parroco Don Angelo che ci ha volentieri ceduto appunto la chiesa per il concerto, ma anche per la celebrazione di suffragio, la celebrazione della Santa Messa di domenica mattina, quindi tutto un insieme di cose, di fattori e di situazioni, ecco, favorevoli, una giornata bella, diciamo, che il tempo è stato clemente visto il periodo non felice che stiamo attraversando. Poi anche logisticamente vorrei sottolineare che si è prestato molto, nel senso che in poco spazio abbiamo trovato il modo di fare appunto la sfilata, arrivando in centro, sulle gradinate della chiesa, a lato, ecco, sul sagrato c'è il monumento ai caduti, di fronte alla piazza dove hanno trovato posto tutte le varie componenti. Ecco, da sottolineare anche un momento particolare, abbiamo consegnato gli attestati a oltre 30 nostri associati che hanno fatto il corso per l'uso del defibrillatore, proprio per essere sempre aggiornati all'altezza dei tempi, grazie anche alla collaborazione con l'Associazione Prealti Soccorso presieduta dall'avvocato Cagliandro. E così via, insomma, l'intervento mio del saluto, come avete sentito, era proprio incentrato sul tema dell'essere alpini, di essere associazione costruttiva, disponibile sempre e soprattutto, ecco, di guardare al nostro mondo e alla nostra volontà ecco, di essere uomini di pace. Certamente, certamente, importante questo messaggio e utile ribadirlo una volta ancora di più. Allora passo la parola a Mirko. Che emozione è stata avere l'adunata sezionale in casa? Allora, un'emozione enorme, perché avere la possibilità di portare nel nostro paese una donata sezionale, innanzitutto era da anni che non accadeva, era difficile farlo, chiaramente con l'aiuto alle spalle della sezione, perché da soli a livello anche di burocratico era molto complicato farlo, però siamo veramente felici di avere, il gruppo è contento, gli uomini erano felici, è andato tutto bene fortunatamente, non abbiamo avuto intoppi o problemi e questo è fondamentale, quindi averla avuta è stato fantastico, sarebbe bello ripeterla, ma è una cosa che va presa con le pinze. Io invece chiedo a Mirko, però un po' di fatica nell'organizzare appunto non c'è stata? Sì, la fatica svanisce quando il risultato c'è, quindi la domenica sera, la domenica pomeriggio, neanche sera, la fatica era svanita. Ecco. Quindi tutto è andato avanti bene. E ovviamente rimangono nel cuore anche queste belle immagini, così che... Fondamentalmente le immagini sono state riprese bellissime, fatte bene e posso fare un plauso a questo, perché sono veramente belle. Ok, io giro ovviamente a chi le ha eseguite effettivamente, ti ringrazio Mirko ovviamente per questo, ma appunto è bello aver visto questo momento associativo che si è svolto, come dicevamo, tutti insieme nel migliore dei modi. Maurizio, giro anche a te un attimo un parere su come è andata insomma questa adunata sezionale, sia per il momento del sabato sia per il momento della domenica. Beh, del momento del sabato ne abbiamo già parlato, è stata una serata veramente interessante sia dal punto di vista musicale ma anche dalla chiesa. La chiesa rispondeva perfettamente alle esigenze dei cori, cioè all'acustica fondamentalmente, ma poi una chiesa che ho scoperto di non aver mai visto e mai conosciuto. Non avevo mai osservato che entrando sulla destra c'era una pala di Francesco da Milano, ad esempio, quindi anche un valore storico notevole. Per tornare alla donata, invece, la domenica mattina è stata, la domenica, insomma, in senso lato, tutta la manifestazione è stata tenuta alla perfezione,
sia dai nostri cerimonieri, da Mirko, da tutti gli alpini del lago che si sono veramente adoperati perché la Dunata riuscisse nel modo in cui poi è riuscita. Un'emozione enorme. Quando ho scortato il vessillo ed ero al lato del monumento, e vedere tutti gli alpini schierati ordinatamente in quell'ordine, in quella maniera, è stata veramente una grande emozione e sono molto felice di aver fatto, diciamo, e ringrazio il Presidente di avermi fatto scortare il vessillo fino al monumento. Molto bene, molto bene. Allora, Introvigne, se è d'accordo, chiudiamo questo capitolo. Volevo Sì? solo a margine, ecco, far notare, come del resto si è visto dalle immagini, un parterre diciamo di eccezione, perché avevamo tante presenze significative, a cominciare dai due onorevoli della nostra zona, Boff e Darè, ma avevamo tanti sindaci. Noi abbiamo 11 comuni su cui, ecco, viene svolta l'attività della nostra sezione. Buona parte di loro erano con noi o erano i vice o qualche altro loro rappresentante, quindi anche uno far festa, uno stare insieme di gruppo, ecco, insieme con le comunità locali, e questo è, direi, estremamente significativo, perché tutti i nostri gruppi, poco o tanto, ma tutti lavorano presso le comunità civiche in cui vivono, e quindi anche questo è molto significativo. Certo, è importante la sinergia appunto con le amministrazioni comunali per poter perseguire così il bene comune delle varie comunità. E poi avevamo anche il rappresentante delle forze armate, degli alpini in servizio, il maggiore Meghini, Cristian, che ci ha portato il saluto più tardi, ma che è una simpatica figura. Ecco, noi lo abbiamo qua vicino, il 7° Reggimento Alpini, a cui molti di noi è appartenuto durante il servizio di leva, io stesso, e quindi anche quello è bello, insomma, tenere il collegamento fra gli alpini in armi e gli alpini in congedo. Certamente, certamente. Poi possiamo dire il tutto si è concluso nel capannone allestito nella zona adiacente alla chiesa con l'autopranzo. Sì, ecco. quindi grazie al gruppo di Lago anche per questo, perché Esatto. insomma, far festa insieme è comunque significativo e bello, significa anche proprio perpetuare gli ideali anche nostri, che è quello del convivere in amicizia, in armonia, e costruire anche durante quei momenti, ecco, significative basi per continuare nella nostra attività. Certamente. Caro Introvigne e cari ospiti, passiamo da una dunata all'altra, perché passiamo dalla dunata sezionale, appunto, che ci lasciamo alle spalle, alla dunata nazionale di Vicenza, che ormai tra pochissimi giorni vedrà la luce, vedrà l'inizio. Allora, Introvigne, è tutto pronto per Vicenza? Sì, ormai siamo pronti, ci siamo organizzati, tutti i gruppi hanno pensato a come muoversi e a come partecipare in tempi e modi diversi, chi va in treno, chi in pullman, chi in macchina, qualcuno anche arriverà a piedi, come sempre capita in questi nostri incontri nazionali. Sarà sicuramente una grande adunata, all'insegna anche qua del tema della pace, e sarà una adunata dai grandi numeri, ritengo, perché Vicenza è una città alpina per antonomasia. Il palinsesto è il resto il solito, quello tradizionale nostro, tanta anche cultura, tradizione, le mostre, la cittadella militare, l'ospedale da campo, mostre d'opere, d'arte, visite ai monumenti, alle chiese, ai luoghi sacri, insomma di tutto e di più. Beh, sappiamo che la città di Vicenza veramente da molti mesi sta lavorando alacremente perché tutto possa svolgersi nel migliore dei modi. Chiedo anche agli altri ospiti, se è una domanda retorica questa ovviamente, allora Mirko, sarai presente anche tu a Vicenza? Assolutamente sì,
ci siamo organizzati per andare via, facciamo un pulmino e la via abbiamo già il nostro incarico, un po' di noi siamo dei cerimonieri, prepariamo tutta la sezione alla sfilata, dopodiché siccome la maggior parte siamo anche consiglieri sezionali ci inquadreremo se possibile all'interno della sezione e sfileremo. Certo, certamente. Si vedrà. Comunque ci siamo. Ricordiamo che tu svolgi un ruolo anche all'interno della sezione, sì. perché, esatto, non l'abbiamo detto prima. E caro il buon Maurizio Casetta, a te chiedo sempre, perché appunto sei responsabile così dei cori, ti ho nominato. Vicepresidente vicario, quindi non dimentichiamolo. Ed è anche la ragione per cui Domenica Lago ha sfilato accompagnando il vessillo, quando io ero a fare rappresentanza e accoglienza della sfilata invece sul sagrato della chiesa. Ecco, quindi giusto, mettiamo i puntini su lei. Caro Maurizio, quali sono gli appuntamenti con la coralità alpina della sezione di Vittorio Veneto alla Dunata di Vicenza? Beh, allora come sempre i tre cori ANA della nostra sezione, che sono il coro ANA, il coro ANA Mesulano e il coro ANA Coldilana, saranno a Vicenza e onoreranno le serate del venerdì e del sabato con i loro canti in vari punti della città. Non ho il calendario sotto mano purtroppo, però chi ci ascolta può tranquillamente vedere gli appuntamenti dei nostri cori andando sull'Alpino e inquadrando il QR code che è nella coralità, e ci sono tutti i cori e gli appuntamenti che quei cori hanno. Ovviamente anche i nostri tre cori domenica pomeriggio sfileranno con noi per le vie di Vicenza e onoreranno appunto la nostra sezione, ma soprattutto l'ANA. Certamente, quindi ci sarà modo di trovare i nostri cori sparsi un po' per la città di Vicenza. Assolutamente sì. E in Trovigne ricordiamo, c'è sempre un po' il toto orario di sfilamento delle nostre sezioni, più o meno tardo come ben sappiamo, la partenza è sempre legata alla vicinanza dalla sede, per cui noi siamo tra i più vicini sostanzialmente, e nel nostro raggruppamento il calendario ufficiale prevede intorno alle ore 16, ma io credo che sarà anche un po' dopo. Ma questo non vuol dire nulla, perché dobbiamo, come buona tradizione, alle ore 16 essere tutti pronti, puntuali ad aspettare la partenza della nostra sezione. Certo, e ovviamente anche in questo caso ci saranno le nostre telecamere che seguiranno dall'inizio, dal mattino, l'intera sfilata, e ovviamente, come ormai facciamo da qualche anno a questa parte, sui nostri profili social potrete trovare delle interviste, dei contenuti realizzati proprio direttamente da Vicenza dai nostri inviati, come dicono quelli bravi, e poi avremo modo di racchiudere un po' il tutto in una puntata speciale di Penna Nera dedicata alla Dunata nazionale di Vicenza. Come dicono i bravi, abbiamo la personalizzata. Bravo, esatto, avremo le interviste personalizzate. Ecco. Allora, io andrei a chiudere questa puntata. In Trovigne abbiamo dimenticato qualcosa, oppure un saluto ai nostri amici che ci stanno? Qualcosina, se vogliamo aggiungere dei programmi imminenti, anche sì, nel senso che non ci fermiamo qua, il calendario è fitto, ma alcuni altri appuntamenti significativi posso anche ricordarli. Ci avviciniamo al raduno del terzo raggruppamento a metà giugno, quest'anno sarà a Bibione, perché lo organizza la sezione di Venezia, ma prima ancora ci stiamo vedendo se riusciamo ad andare al raduno degli alpini d'Europa, che quest'anno è fatto in Slovacchia, là in fondo proprio a quella zona geografica che tra l'altro è assai vicina anche all'Ucraina e alla Polonia, e questo è l'6-8 giugno.
poi il 53esimo raduno al Bosco il 25 agosto futuro, ma ricordo anche, siamo abbastanza in anticipo, ma è bene dirlo perché si vuole aggregare o inserire, che faremo il 28-29 settembre il primo pellegrinaggio dell'Associazione Nazionale Alpini alla Madonna di Loreto, la Sacra Famiglia. E dico primo perché è così nella sostanza, quindi insieme al raduno del quarto raggruppamento, che è quello del centro-sud, uniremo anche la presenza di tutti gli alpini d'Italia, ecco, in questo luogo sacro, in questo luogo, ecco, dove implorare la Madonna non è mai di troppo, e soprattutto accolti a braccia aperte dall'arcivescovo, che è Monsignor che ben conosciamo, Fabio, che è nostro concittadino iscritto alla nostra sezione nel gruppo di Sarmede. Ecco, molto bene, quindi abbiamo dato già appuntamenti fino a quasi all'autunno, ecco, quindi sempre a testimonianza che gli alpini non si annoiano e non si fermano mai. Mirko Denoni, un saluto ai tuoi alpini, ai tuoi colleghi del gruppo di Lago che sicuramente ci stanno guardando. Beh, un saluto a tutti e un ringraziamento per la buona riuscita, ma a tutti, partendo dagli alpini, partendo dai gruppi che sono passati, hanno presenziato, passando per l'amministrazione comunale, non dimenticando la sezione, i cori e chi ha fatto anche le riprese. Ecco, bene, grazie. Che non possiamo dimenticarci di questo. Pagheremo da bere dopo a Mirko, ovviamente. Maurizio... Sì. Crescono le quotazioni, esatto, sì. Qua ormai. Allora, Maurizio Casetta, anche a te un saluto ai nostri alpini vittoriesi. Sì, beh, io conto di incontrarne tanti a Vicenza e quindi ci saluteremo vicendevolmente in quell'occasione. Come avete sentito il Presidente, impegni da qua a fine estate ce ne sono già tantissimi. Questi sono solo i principali, sì, perché sì. I gruppi sono organizzati esatto, poi tutte le feste dei gruppi, certo, andremo a trovarli mano a mano, quindi voglio dire un saluto a tutti quanti, saluto i miei, affettuosamente dico i miei cori, sì, certo, il mio centro studi, e niente, ci vediamo prossimamente sulla Tenda TV, magari certo, a Vicenza. Certamente. Grazie. Allora io vado ovviamente a ringraziare i nostri ospiti, Francesco Introvigne, Mirko Denoni e Maurizio Casetta, che sono stati qui nei nostri studi quest'oggi. Grazie veramente per essere stati qui, e noi diamo appuntamento a tutti gli alpini, ma anche a tutti i nostri telespettatori, alla lunga maratona, alla lunga diretta, ovviamente nella giornata di domenica 12 maggio, a partire dalle ore 8:30, 9, con tutte le immagini di tutte le sezioni che sfileranno appunto nel centro di Vicenza per questa grande adunata nazionale. Grazie ancora a tutti voi per averci seguito, vi ricordo che potrete trovare queste e le altre puntate sul nostro sito www.latendatv.it, e a tutti voi appuntamento alla prossima.